Amici del FVG Sport Channel e di Free, ben ritrovati. Sport Life, la nostra trasmissione, il nostro magazine che anticipa il weekend sportivo di FVG Sport Channel e di Free, le due emittenti consorelle. In questo fine settimana parliamo di sport di grandissimo livello, di altissimo livello, sport soprattutto in diretta che sarà possibile vedere sulla web TV di FVG Sport Channel, ma anche in diretta domani pomeriggio nelle due emittenti alle ore 18 con una partita che vede impegnata la GSA Udine in quel di Orzinuovi, GSA di cui fa parte del roster, non ancora in campo, ma manca poco per il suo rientro, Riccardo Truccolo. Ciao. Buonasera Ricky. a tutti. Riccardo Truccolo che abbiamo invitato, intanto per capire come stia, perché insomma è reduce dalla rieducazione dopo l'infortunio al ginocchio, ma anche perché lui l'anno scorso giocava a Orzinuovi, che è la prossima avversaria della GSA. Allora intanto Ricky, parliamo di te. Fisicamente ti vedo in super forma. Sì, io sto recuperando anche più velocemente del previsto, ogni giorno, mattina e pomeriggio, sempre con Dario che mi segue e Jack quando c'è. E poi anche il lavoro in campo, adesso da qualche giorno ho iniziato a fare il lavoro di riscaldamento con i compagni, magari esercizi senza contatto, però diciamo che sono prima del previsto al momento. Quindi ancora non ufficialmente, ma quasi, le avversarie della GSA devono iniziare a preoccuparsi. Speriamo presto, però ancora non voglio dire niente, ma se va avanti così speriamo sia prima dei tempi stabiliti. Abbiamo con la slide numero 2 anche la lista delle partite. La slide numero 2 è un'informazione per il maestro Tomati in regia, che ringrazio, grazie maestro. Quella qua, la lista delle partite della terza di andata di Divisione Nazionale B, Girone B. Vedete, GSA Udine a Orzinuovi, si gioca domenica alle ore 18. Ricky, Orzinuovi che ambiente è, che palestra è, che squadra è? Ma è una realtà fresca se non freschissima, perché abbiamo vinto l'anno scorso il campionato della C1, il primo anno di B2 che fa questa società, e il palazzetto piccolo, non tiene più di 700-800 persone. Speriamo che non sia pienissimo perché è veramente una bolgia, se no, però sicuramente ci sarà gente, perché è una città piccola che si è appassionata molto al basket e anche tramite società e dirigenti lavorano molto per venire la gente al palazzo. Tu l'anno scorso hai iniziato la stagione a Rodolai Grande in Serie C regionale, mezzo campionato, UFO, vittoria, insomma tutto quello che derivava dal giocare in una squadra fortissima. Poi a metà stagione sei andato a Orzinuovi. Intanto rifaresti quella scelta lì adesso a posteriori? Sì, la rifarei perché, a parte che è andata bene tra virgolette alla fine, perché io mi sono rotto però abbiamo vinto un campionato Sì. E quindi vabbè, però la rifarei, è stata una bella esperienza e comunque ho conosciuto anche la realtà di C1 della Lombardia che non conoscevo ed è a livello alto. E niente, sì, è una scelta che rifarei. Quest'anno Orzinuovi da matricola, come la GSA tra l'altro, matricola in Divisione Nazionale B, si è proposta anche con una campagna acquisti importante. Tra gli altri è arrivato anche Siro Braidot, che è un giocatore di Gorizia, quindi friulano, nato lì. È lui il sostituto tuo praticamente? Sì, più o sì, meno. praticamente sì, gioca, penso guardia play, anche un po' play, io guardo solo +2 e anche 3. Però insomma è lui, diciamo. Tu conosci molto bene l'allenatore di Orzinuovi, sì. Come fa a giocare la formazione della Ma squadra? a me mi sono trovato molto bene io con lui, è un giocatore, è un allenatore, scusate, molto bravo tatticamente, infatti sono sicuro che l'avrà preparata molto bene, però noi possiamo sorprenderli non avendo Joel, partendo insomma con un quintetto un po' più piccolo, un po' più veloce, potremmo sorprenderlo, però è tatticamente molto bravo, sicuramente avrà preparato una gran partita. La Orzinuovi anche carica di ambizioni per questa stagione, è una delle società che secondo tutti i reati lavori può ambire a salire di categoria. In questo novero di squadre, Ricky, che vediamo la terza di andata, quali sono le altre formazioni che secondo te possono salire di categoria, comunque possono andare a giocarsi la promozione? Ma allora, Milano sicuramente è una buona squadra, partendo dal fatto che io devo fare questa parentesi, non le conosco bene tutte quante per colpa del sito internet che non è ben secondo me. Dopo apriamo una parentesi sul sito internet e parliamo dopo. Poi comunque vabbè, noi secondo me siamo una buonissima squadra, Orzinuovi appunto, Milano, Treviso e poi anche la Sangiorgese Legnano. Esatto. Legnano. Sono quelle formazioni che in effetti, insomma, anche secondo me sono molto d'accordo su questa disamina di Ricky Truccolo. Ha parlato del sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro.
potremmo insomma stare qui a discutere su cosa funziona, cosa non funziona, soprattutto cosa non funziona. Le informazioni non sono proprio immediate da leggere e soprattutto per chi è come te un addetto ai lavori si fa fatica a capire con chi devi andare a giocare, no? Perché, anche appunto volevo vedere, anche se non gioco, comunque per mio interesse i risultati della partita di Orzinuovi, l'ultimo, mancavano i tabellini, cioè i problemi, allora insomma per chi gioca, soprattutto allenatori, dirigenti che qui sono interessati, servono queste cose. Ma questo è un assist che ci facciamo da soli, perché se proprio non si riesce a vedere avere le informazioni, basta guardare FVG Sport Channel in diretta web, vi ricordo sul nostro sito fvgsportchannel.com. Ricky, però tu hai visto le prime partite della GSA anche in precampionato, ti sei fatto un'idea su Treviso per esempio piuttosto che Pordenone, che tipo di avversari hai visto? Ma in Treviso mi aveva più colpito al torneo Friuli Doc, li avevo visti più brillanti, più in forma, comunque anche se non hanno perso di 20 punti l'ultima partita, sono comunque giocatori di livello, però insomma la chimica di Treviso mi aveva più impressionato al Friuli Doc. Poi Pordenone invece penso che Ciocca sia un grande allenatore, infatti si è visto, sono riusciti a giocare bene anche se noi abbiamo difeso bene, non abbiamo giocato bene in attacco ma in difesa c'eravamo, comunque si vedeva fluidità di gioco, soluzioni, quindi così insomma. A scanso di polemiche, siccome durante la settimana si è parlato molto di quel fischio su Zacchetti che insomma ha permesso Joel di andare a segnare il tiro libero decisivo, tu mi dicevi che non hai visto l'azione. Io non l'ho vista perché ero in basso e avevo tutta la gente, tutti i giocatori davanti, quindi non ho visto e non posso dire. Ok, detto e ripeto anche il mio punto di vista, io non avrei fischiato quel fallo a 22 centesimi dalla fine della partita, nello spirito del gioco non ci stava, per cui questa è la mia posizione e lo ribadisco. Chiusa la parentesi Friuladria GSA, anche perché durante la settimana insomma si è detto e scritto soprattutto di tutto, proviamo Ricky a capire Orzinuovi GSA. Ci hai parlato un po' di come fa giocare le squadre l'allenatore di Orzinuovi, voi avete qualche differenza nell'organico rispetto all'ultima serie, ma che tipo di partita dovete giocare voi come GSA? Voi con i compagni insomma. Secondo me dobbiamo, appunto per vista l'assenza di Joel, dobbiamo giocare meno schierati a metà campo e correre di più. Sì. Correre di più, comunque anche loro hanno Chiarello che è un lungo, me lo ricordo, ho giocato contro quando era Recanati, che è abbastanza lento, anche il pick and roll tende sempre a fare contenimento, quindi dobbiamo anche con Bellina riuscire ad aprirci, insomma abbiamo molte soluzioni secondo me dovute al fatto se corriamo. Quindi più pick and pop e meno pick and roll sotto con Bellina. Secondo me sì. Quello potrebbe essere un'iniziativa, la partita si gioca domenica alle 18, in diretta sulla web TV di FVG Sport Channel, ma anche su digitale terrestre, sia su Free sia su FVG Sport Channel, per cui gli appassionati di basket di NB potranno godersi questo incontro, che è un po' il big match della terza giornata di andata della divisione nazionale B. Con Ricky Truccolo io vorrei però fare una disamina anche su tutto quello che è stato il suo percorso di carriera, Ricky, perché è iniziato giovanissimo nel nuovo basket, vero? Sì, tu eri con Andrea Piazza, mi pare, insieme. Abbiamo giocato 4 anni, 5 anni, fino a quando, dai 10 ai 15 anni, fino a che non sono venuto qua a Udine, giovanili qua, in doppio tesseramento con Spilimbergo in C2, poi sono andato in Lega 2 a Pavia a 17 anni, poi sono tornato qua a Udine a 18, in A1, Jesolo in B1 in prestito, poi sono tornato, ho fatto 2 anni qua a Udine in A2, quando poi è fallita la Snyder, poi sono andato a Perugia in B1, poi l'anno scorso che ero senza squadra iniziando, metà anno in C2 ero Rai, e poi sono andato a Orzinuovi che ho vinto il campionato e mi sono rotto il ginocchio e adesso sono qua a ripartire da Udine e con Udine, insomma, per tornare su sia io che la società che se lo merita. Mi piace perché sembra un veterano Ricky, no? Cioè, mi hai raccontato, hai visto molte realtà, in realtà sei solo classe 89, tu sei, quindi insomma 23-24 anni, 24, giovanissimo. C'è un obiettivo che ti sei posto? Magari, non so, ma in questo momento il mio obiettivo prima, vabbè, il ginocchio sicuramente, però tornare, insomma, l'obiettivo di tornare in Serie A penso che sia ovvio, uno stimolo, un obiettivo, e farlo con Udine sarebbe veramente stupendo, perché insomma mi ha lanciato e adesso ci troviamo qua insieme dalla Serie B ed sarebbe bello ritornare su insieme. La fase di rieducazione è quasi completata, ormai mi dicevi che già riesci a correre, a saltare, insomma il momento più difficile qual è stato e adesso
cosa ti senti di poter fare? Ma il momento più difficile secondo me è stato il momento in cui mi sono rotto durante la partita, anche perché era gara 2 di finale, certo. Insomma un sacco di cose, però poi l'ho presa subito bene, mi sono detto bisogna tornare in campo il più presto possibile, i tempi sono questi, cosa bisogna fare? Piangersi addosso non cambia le cose ma le peggiora, quindi ho iniziato subito a lavorare. Che campionato di DNB stai osservando adesso? Ti sembra rispetto ai campionati scorsi di livello più alto, più basso? Che tipo di... Guarda, la B2, la vecchia B2, quindi questa... Io continuo a chiamarla B2, sì, esatto. DNB, non mi viene. Era l'unico campionato che mi mancava da giocare dopo aver giocato anche l'anno scorso in C1, quindi non la conoscevo bene, però vedendo insomma questa unificazione dei campionati, questo mischiare tutto, mi assomiglia molto alla B1, insomma, per queste squadre qua di vertice, le prime 6-7 squadre, il livello è alto e mi ricorda molto la B1 che ho giocato 2 anni fa. Al momento non ho ancora visto bel basket, perché abbiamo giocato 2 partite, onestamente non sono stati attacchi da favola, però penso che visti i nomi, insomma, visti le situazioni, verrà fuori un super campionato. Perché bisogna aspettare che rientri Truccolo, no? Per vedere il basket più frizzante. Speriamo. Se il maestro Tomat, grazie maestro, mi rimette la slide numero 2 con le partite di DNB, riusciamo anche a fare una sorta di semi-pronostico, insomma, da quello che si riesce a capire o a sapere di queste squadre, proviamo a ipotizzare. Varese-Lecco, cosa sai di queste 2 formazioni? Ricky, a buttare un pronostico. Ma direi che vince Varese. Quindi 1. Ok. San Giorgese, Legnano, Rimini. Ma Legnano direi, okay. Anche perché è in casa. Ok. Graffi Studio, Spilimbergo, Milano. Milano. I tuoi ex compagni di Graffi Studio ancora al palo? Li vedo insomma inferiori a Milano. Dai nomi, insomma, dai risultati anche. E dopo sentiremo al telefono anche Giga Iannelidze, giocatore della Urania Milano. Oggi nuovi GSA Udine. Non voglio dire niente, scaramanzia. Mi fai lo scaramantico. Costa Volpino del Longhi Treviso, questa è una bella partita. Sì, è una bella partita che Treviso arriva dalla brutta partita di domenica, però conosco Goran e penso che questa settimana non sia stata facile per loro, quindi dico Treviso. Quindi Goran Biedov, allenatore del Longhi Treviso. Friularia PN, Montichiari. In PN in casa ha giocato bene, quindi direi PN. Ok, quindi in bocca al lupo alla formazione di coach Ciocca e chiude Lugo Castellanza. Occhio che Lugo ha firmato in settimana Akrivos, giocatore di un certo livello, per cui... E quindi sorpresa, diamoli Lugo allora. Diciamo. Lugo. Allora, abbiamo parlato di Graffi Studio Spilimbergo Milano, partita che si gioca sabato pomeriggio alle 18:30 al Palasport della favorita di Spilimbergo. Proprio in vista di questa partita siamo riusciti a raggiungere al telefono stamattina Giga Iannelidze, giocatore della Urania Milano, ex Casale Pusterlengo, è stato protagonista nelle ultime estati proprio delle finali nazionali, prima Elite a Lignano Sabbiadoro 2 anni fa e l'anno scorso finali nazionali d'eccellenza, sempre con Casale Pusterlengo, uno a cui il Friuli Venezia Giulia evidentemente porta fortuna. Vedremo se porterà fortuna anche in casa della Graffi Studio Spilimbergo, ci auguriamo di no per i tifosi dei mosaicisti. Sentiamo l'intervista a Giga Iannelidze e poi torniamo in studio con Riccardo Truccolo. Giga Iannelidze torna in Friuli, una terra dove ha passato e ha avuto grandi soddisfazioni sia a livello giovanile sia a livello anche senior. Giga, intanto ben ritrovato, come stai? Molto bene, grazie, molto bene. Sappiamo che sei adesso in forza alla Urania Milano che giocherà a Spilimbergo. Intanto, com'è che sei arrivato a Milano, ad Urania? Spiegaci questo giro di mercato che ti ha portato lì. L'anno scorso ho fatto 10° in B1 e come non giocavo tantissimo quest'anno ho voluto di giocare tanto. Sono sceso di categoria, adesso sono in B2 e diciamo che quest'anno riesco a giocare di più, così miglioro. E anche faccio Under 19 con Casal Pusterlengo, quindi faccio doppio campionato. Quindi doppio tesseramento per te. Doppio tesseramento. Ti aspettiamo di nuovo a Udine, allora a giugno, a maggio-giugno alle finali nazionali, ormai sei sì, ci vediamo. In bocca al lupo per l'anno 19. Parlando di divisione nazionale B, l'Urania Milano arriva a Graffi Studio Spilimbergo. Che partita sarà? Che partita ti aspetti? Sarà una partita difficile perché Spilimbergo ha perso tutte e 2 partite, quindi farà un tutto per vincere.
E noi abbiamo vinto tutti e due, quindi dobbiamo vincere anche questo, cioè l'obiettivo è vincere, ma non sarà facile per niente. Poi loro hanno giocato con 2 giocatori infortunati e non era una squadra completa, infatti hanno perso di più di 20 mi sembra. Sì, hanno perso, sarà... sì, qualche problema ce l'hanno. Voi invece in che condizioni arrivate a Spilimbergo? Noi arriviamo senza playmaker titolare perché si è strappato il muscolo e altri siamo tutti in forma, diciamo. Giga, a inizio stagione si pensava che le favorite fossero Treviso, Udine, magari anche Orzinuovi e Montichiari, ma nessuno aveva parlato di Milano. Adesso però, avendo vinto le prime partite, voi pensate di poter competere per la vittoria nel campionato? Allora, il nostro obiettivo è arrivare ai playoff. Puntiamo a playoff, poi vediamo come va, perché di sicuro favoriti sono Udine e Treviso. Ok. Vediamo come va. Anche questo. Allora Giga, grazie per la disponibilità, ti aspettiamo a Spilimbergo sul parquet della Graffi Studio, in bocca al lupo. Grazie. Di nuovo in studio abbiamo salutato Giga Iannelise con Riccardo Truccolo. Ho una domanda per Ricky un po' particolare. Hai giocato con Asnaidero in Serie A, c'è un qualcosa che in assoluto ti manca della Serie A proprio? Giocando adesso in DNB o B2 o insomma, Ma secondo me sono 2 cose diverse, perché comunque alla Snyder in Serie A viveva soprattutto anche la tradizione dei colori, del posto, il Carnera, la tifoseria, che comunque saluto sempre, ricordo sempre, che adesso ho visto che hanno iniziato anche a seguire anche noi, sì, che sono venuti anche trasferiti a Treviso, però secondo me sono 2 cose diverse. Questo qui è comunque una ripartenza, anche perché a parte Davide e Luciano Freschi non ci sono membri della Snaidero, sì, al momento in GSA, e quindi la vedo come 2 cose diverse. Snaidero, come ho detto prima, c'era molta tradizione e questo la sentivi giocando lì, sentivi un po' di responsabilità per questo. Visto che ne hai affrontati tanti anche a livello di Serie A, comunque a livello superiore rispetto alla DNB, il giocatore più forte con cui hai fatto 1 contro 1? Ma io dico sempre, aver giocato, essermi allenato con Mike Pemberty mi ha proprio colpito e mi rimarrà per sempre, per tutta la vita. Un tiratore così non lo rivedrò mai più, penso. Un buon vecchio Mike, che salutiamo perché attraverso Web TV secondo me lui ci segue ancora, tra l'altro siamo anche amici di Facebook, per cui riusciamo anche ad avere le informazioni con Mike Pemberty. Tornando al campionato, Ricky, ci sarà un momento in cui, cioè, intanto, una volta che sarai in grado di giocare di nuovo, quanto tempo credi che ti occorrerà per essere assolutamente al 100%? Ma appunto io spero di rientrare, che mi ci vuole poco per arrivare al 100%, quindi devo rifare la preparazione, farla bene, entrare ed essere già quasi al top della forma. Poi ovviamente non sarà così, perché il ritmo partita lo prendi giocando le partite. Io spero che insomma un mese, tempo di 2-3 partite, già la terza, di riuscire a dare un contributo importante anche di fiducia ai compagni, cioè che mi passano la palla e sanno che sto bene. Credo che possa farti piacere anche il fatto che la società ha comunque investito su di te, cioè, nonostante l'infortunio ti aspetta, ti ha anche tenuto il posto in squadra senza prendere altri giocatori. Sicuramente, no? Infatti appunto che per questo sarebbe un sogno per me ed è mia volontà riportare su Udine insieme a loro. Mi hanno dato una chance che penso che poche altre società avrebbero dato ad altri giocatori, quindi non posso che esserne grato e fare il mio mestiere. Nel frattempo io approfitto anche per salutare Mario Boltoluzzi, che sicuramente ci sta seguendo. Ciao grande a Mario, che sarà anche a bordo campo, credo, in partita. Trasferta di Orzinuovi, diamo un po' di informazioni anche logistiche per i tifosi che volessero seguire la GSA a Orzinuovi. Tu che ormai la strada la conosci, perché l'hai fatta più volte. Dove si va a mangiare, cosa si fa? Perché allora, mangiare informazioni fondamentali. O dopo la partita o al Delfino da Salvatore, che è lì a 100 metri dalla palestra, oppure al Gambero, che è un po' più dietro, insomma sono buoni tutti e 2. Poi per arrivare l'uscita si va per Brescia, poi uscita a Manerbio e poi si arriva a Orzinuovi, sono 15 km, 20 minuti. Ancora qualche amico di Orzinuovi? Sì, lo sento tuttora, infatti li ritrovo domenica. Ok. Detto di insomma, siamo una informazione di servizio, no? Quindi dobbiamo dare anche questi dettagli importanti. Ti capita già a Udine di
trovare qualcuno che ti ferma per strada, ti chiede come va, come non va? No, avevo incontrato un vecchio tifoso che già insomma, seguiva la Snyder e lui ci siamo fermati un attimo a parlare, però non sto neanche uscendo molto, sono sempre in palestra, quindi casa palestra, non ho neanche occasione di vedere queste cose. Ok. Non è che lo dici perché sei politically correct? No, ecco. veramente. Okay. Ci vediamo? No, stiamo scherzando, Ricky, ovviamente. Maestro, possiamo partire con la raffica di slide, anche perché volevo chiedere a Ricky, che so che segue anche tu segui anche gli altri campionati, oltre, sì. insomma, sito web a parte, insomma, si riesce ad avere qualche informazione. In DNA Gold, è ovvio che qui c'è una novità già di ieri pomeriggio, insomma, di queste ultime ore, perché la Federbasket e la Lega Nazionale Pallacanestro si sono messe d'accordo, il campionato in corso è una goduria, una pacchia per tutti, hanno finalmente deciso che il campionato si chiama DNA Gold. Questa è la vecchia Lega 2, Serie A2, che l'anno scorso era campionato nazionale dilettanti. Insomma, d'ora in avanti lo chiameremo sempre DNA Gold. Si gioca la terza di andata: Biella Torino, Brescia Barcellona Pozzolligotto, Napoli Imola, Casale Capodorlando, Trapani Veroli, Iesi Forlì, Ferentino Trento, Pallacanestro Trieste, Tezenis Verona. Ricky, Trieste-Verona, come la vedi? Trieste ha vinto dopo due supplementari a Imola. Sì. Però secondo me Verona è superiore a Trieste, insomma, quindi ha anche vinto l'ultima, aveva vinto in casa. Sì. Quindi, e c'è il mitico Jack, quindi Verona. A Brescia invece allena Alberto Martellossi, che so che è un allenatore che ti stima sempre parecchio. La partita contro Barcellona Pozzolligotto? Quando leggi Barcellona ormai è sempre una gran sfida. Quindi, però Brescia, direi. Quindi Brescia, questi sono i due pronostici che chiedo a Ricky. La squadra più forte che vince il campionato di Serie A da queste chi è secondo te? Ma Trento mi piace, è una bella squadra, poi anche l'anno scorso era arrivata vicina. Trento salutiamo anche Napoli, Dalla Pascolo che esatto, che ha fatto 17. Assieme anche a Stefano Bossi, insomma. Napoli che c'ha Berkic, è una bella squadra, poi insomma la stessa Barcellona. Secondo me Barcellona, Napoli, Trento. Quelle tre lì. Ok, scendiamo allora di categoria. Della DNB Girone B abbiamo già parlato nella slide successiva. Andiamo in Serie A2 donne. Campionati femminili li segui? No, anche se. Vabbè, ci sarà comunque l'esordio della Delser Udine sul parquet della Velco Vicenza. Delser Udine che nella prima di andata ha osservato il turno di riposo e quindi gioca la prima partita del campionato a Vicenza. Quercia Ambiente Muggia contro Selargius e Valmadrera Alghero sono le altre partite, mentre riposa la Caligaris Ginnastica Triestina. Quercia Ambiente Muggia dominante rullo compressore nella prima di andata contro Alghero. Vedremo come la squadra di coach Trani affronterà anche la seconda di andata. In bocca al lupo ovviamente a tutte, in bocca al lupo anche alla Delser Udine, in modo particolare, che esordisce a Vicenza con coach Enrico Sinone al suo esordio come capo allenatore in Serie A. Andiamo alla slide successiva, perché dopo la 2 donne c'è la A3 donne. Treviso San Bonifacio, Montecchio Sistema Rosa Pordenone, Sarcedo Alpo Verona, Castel San Pietro, la magica Castel San Pietro contro Riva del Garda. Si gioca la seconda di andata, Sistema Rosa Pordenone vincente all'esordio sarà a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Slide successiva, torniamo al basket maschile, perché in divisione nazionale C, nel girone C, si gioca la terza di andata. Oderzo Bassano, Bertinoro Arzignano, Mestre San Vendemiano, Montebelluna Virtus Padova, Firenze Conegliano, Titano Repubblica di San Marino, Jadran Trieste, Isola Gorizia, Piani Bolzano. Fermo qui, Enrico. Segui la DNC? No, adesso in questo momento non lo sto seguendo molto, però l'ho sempre seguita. In ogni caso la Jadran Trieste in battuta sarà a San Marino, mentre la Isola Gorizia, che è ancora al palo, ospita la Piano di Bolzano, che è una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Auguriamo alla formazione del presidente Falzari di finalmente centrare il primo successo in campionato al Pala Bigot. Si gioca domenica alle ore 18. Slide successiva, perché parliamo di Serie C regionale del Friuli Venezia Giulia Basket. È la quinta di andata, a San Daniele hanno cambiato sponsor dopo, non mi ricordo neanche più io quanti anni di
marchio Super Solar. Adesso la società è identificata con lo sponsor Michelaccio. Un saluto agli amici della Super Solar, in bocca al lupo anche il nuovo sponsor Michelaccio San Daniele contro Nord Caravan Rorai. Fermi qua, i tuoi ex compagni di Rorai li senti ancora? Poco, perché Luca Gelormini è andato a Codroipo, Roland sento il nero, americano, insomma, poi gli altri insomma non li sto sentendo molto perché si è un po' disfatta la squadra, quella che eravamo noi, quindi, però Marzio sto sentendo un po'. Rodai ancora al Padova, abbiamo dato in diretta settimana scorsa la partita tra Rodai e Breg. Bigherro, Roland Pivetta non c'era, era in tribuna, per cui insomma alla fine ha vinto Breg Sandorligo. Torniamo sulla slide, grazie Enrico. Allora, Borradesca Trieste, Trevisan Lattisana, Alimentaria Goriziana Falconstar, tenete aperta questa icona, e Pinger Don Bosco Trieste, Geoclima Fogliano, Calligari Sconno di Rosazzo, Pontoni, Pallacanestro Monfalcone, Breg Sandorligo, Blue Energy Codroipo, Credi Friuli Cervignano, Fluid System 80 Tarcento, Lussetti Servolana, UBC Latte Caso e Blue Service Fagagna Ferroluce Romance. Stiamo sulla slide, maestro. Te la senti di provare a fare qualche pronostico? Oppure... Sì, va bene. Andiamo, dai. Allora, San Daniele Rodai. San Daniele. Borradesca Trieste Lattisana. Bor, perché è un campo difficile. A Bor. Alimentaria Goriziana Falconstar. Goriziana. Goriziana. Don Bosco Trieste Geoclima Fogliano, 2 matricole. Allora, in casa Don Bosco. Caligari Scorno, Pallacanestro Monfalcone. Caligari Nobile Retro. Sì, Corno allora. Corno di Rosazzo. Breg Sandorligo, Blue Energy Codroipo del tuo amico Termini. Codroipo? Ovviamente. Ok. Cervignano Tarcento. Tarcento. E Servolana UBC Latte Caso. UBC. E Fagagna Romas di Sonzo. Fagagna. Questo è il pronostico di Ricky Truccolo che abbiamo preso nota, per cui alla fine ti toccherà pagare da bene. Vi dicevo, tenete aperta l'icona Alimentaria Goriziana Falconstar Monfalcone, perché sarà la partita che vi regaleremo in diretta sulla web TV di FVG Sport Channel. Sul sito www.fvgsportchannel.com. Si gioca sabato pomeriggio alle ore 18:30. Avanti con la pallavolo invece, perché in B1 femminile si gioca del turno d'esordio la prima di andata con la Atomat Volley Udine, società con cui la GSA divide anche il Palazzetto Benedetti, per cui magari conosci qualcosa o qualcuno. Ricky è a Piacenza, gioca domenica pomeriggio, mentre ci sarà l'esordio saluto in Serie B1 della Cittafiera Martignacco contro il Millennium Brescia, e questa partita Cittafiera Martignacco Millennium Brescia si gioca domenica alle ore 18, andrà in diretta sulla web TV di FVG Sport Channel. Le altre sono Bassano Trentino Rosa, Montale Modena, Isuzu Verona, Leali Padova, Liuzhou Modena, che sponsor è? Non so, Alta Trento San Lazzaro e Domo VIP Porcia Steel Trade Piacenza. In bocca al lupo anche alla Domo VIP Porcia. Quest'anno in B1 femminile di pallavolo avremo ben 3 formazioni da seguire, con dovizia di particolari. Lo farà soprattutto Silvia Martini con la trasmissione sotto rete dal Mega Intersport ogni mercoledì. Slide successiva, perché B2 femminile di volley si gioca la prima di andata San Donaggio Giorgione, Spes Belluno Alimentaria Monfalcone, la neopromossa società cantierina che ha vinto la Serie C e si propone dunque in B2 femminile. Lizzana Occhiobello, la San Giorgina del presidente Revelant contro l'Argentario Trento, Ezzelin Treviso, Friultex Chions, Spaccio Chiari Treviso, CDA Talmassons ripescata in questo campionato, Volley 3 Venezia, Villorba. Anche qui 4 formazioni del Friuli Venezia Giulia, quindi Monfalcone, San Giorgina, Friultex Chions e CDA Talmassons. Avete lo spazio di sottorete per seguire tutti i risultati e tutte le informazioni, avere tutti i retroscena e i commenti delle partite. Avanti con la B2 maschile di volley, le partite sono Treviso Valsugana, Viteria 2000 Prata di Pordenone Bellaria, Sloga Tabo Televita Trieste Morciano, Loreggio Padova Piera Maltellozzo Cordenons, Mestrino Agora Venezia Ravenna Casalserugo e Arrex Venezia Cesena. Qui le friulanie che esordiscono in questa B2 maschile di volley sono la Viteria 2000 Prata di Pordenone, la Sloga Tabo di Monlupino, giocano a Grotta Gigante, la Piera Maltellozzo Cordenons e la ce n'è ancora una, la Televita, Viteria 2000 Prata. Sono 3 le formazioni. Cordenons o Prata di Pordenone, conosci qualcuno di voi? No, non conosco. Ma hai sempre giocato a basket? Sì, sempre. Ok.
abbiamo ancora la Serie C femminile e maschile di volley da andare a vedere, perché la Serie C maschile è al turno d'esordio. Con la prima di andata si gioca nel fine settimana Fincantieri Villans Villa Vicentina, Demar Prata Ferro Dumino Trieste, Pittarello Reana Vini Ronchi San Giuseppe di Buia, VBU Udine Zadružna Banca Socia di Savogna, la P Motegliano contro la Lussetti Servolana e il Pippoli Team Udine contro il Gemona l'Arte Menù. Nella C2, nella Serie C femminile invece si giocherà la prima di andata, perché il turno è già esordito la settimana scorsa. Volley Cormonse, Royal Kennedy, Farmaderbe Villa Vicentina Gialet, Banca di Udine Volley Bus Bulloneria Friulana. Per il Friuli Rizzi Volley, Zenzero e Cannella la Virtus Trieste contro Minerva Millennium Gorizia, Toiani Maiano Simagas Libertas Trieste, Self Fiume Veneto CSI Tarcento e Sant'Andrea Astra Mobili Pordenone, le partite del secondo turno di andata di Serie C femminile di volley. Rientriamo in studio con Ricky Truccolo, perché siamo quasi in chiusura. Ricky, domenica alle ore 18 la GSA sarà a Orzi Nuovi, duello chiave in campo, quale potrebbe essere? Correre per noi, correre. Che sarebbe la partita data a te. Sì, esatto, però non ci sono, vabbè. Insomma, però secondo me dobbiamo correre, perché loro non sono una squadra velocissima, anche Ferrarese il playmaker è un playmaker ragionato, più all'apparente, che come Andrea, che può sia ragionare che correre anche. Quindi fare contropiedi, e, insomma, anche se fanno della zona, che può essere secondo me, visto le nostre percentuali al tiro, non dobbiamo prendere un passaggio e un tiro, ma dobbiamo comunque riuscire o a giocarla bene oppure a prenderla sempre in contropiede. Abbiamo una slide anche pronta con gli appuntamenti su web tv che potete seguire sul sito www.fvgsportchannel.com. Allora, sabato 19, come detto, Graphic Studio Urania Milano alle 18:25, stesso orario per Alimentaria Gorizia Falcon Star Monfalcone. Alle 22:30 invece abbiamo una piccola chicchetta da Lignano Sabbiadoro, dalla spiaggia. Ci saranno i quad che corrono per il Lignano International Beach Racing Enduro, una novità per FVG Sport Channel. Ci sarà Gabriele Silino, l'organizzatore della manifestazione, che ci accompagnerà nel mondo del motorismo su spiaggia. Di notte, una cosa molto particolare, le telecamere della web tv di FVG Sport Channel saranno accese e vi porteranno direttamente sui PC, sui tablet, sugli smartphone, insomma sui vostri apparecchi, la possibilità di seguire questo evento. Poi domenica alle 20 su web tv Orzi Nuovi GSA più Udine e Cittafiera Martignacco Brescia. Queste partite sono visibili sia su Free sia su FVG Sport Channel, sul digitale terrestre, e anche domenica alle ore 20, per cui non perdetevi, mettete il telecomando, chiamate o il 17 di Free o il 113 o 189 di FVG Sport Channel e poi buttatelo il telecomando, perché la possibilità di seguire basket e volley di altissimo livello ci sarà. Allora, siamo in chiusura, vi ricordo anche il nostro sito web www.fvgsportchannel.com, l'email, siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo multimediali, potete seguire tutto lo sport in Friuli Venezia Giulia al meglio 24 ore su 24 con tutte le partite, i commenti, i risultati, i personaggi come Ricky Truccolo. Insomma, cerchiamo di fare il possibile per darvi la possibilità di vivere questa vostra passione, che è anche la nostra passione, nel miglior modo possibile. Ricky, siamo in chiusura, ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. In bocca al lupo, ti aspettiamo in campo a questo punto. Certo. Magari i tuoi avversari non ti aspettano, però insomma sappiamo. Speriamo di rientrare il più presto possibile. E speriamo davvero che quel presto sia davvero molto molto presto. Vi ricordo Graphic Studio Spilimbergo contro Urania Milano sabato pomeriggio e poi domenica pomeriggio GSA Udine in trasferta a Orzi Nuovi per il basket. Ciao Ricky, ciao a tutti, noi ci rivediamo con Sport Life la prossima settimana.